Non mi aspettavo assolutamente, insomma, di arrivare prima, non se lo aspetta nessuno, forse si spera, poi si vede, insomma, sono felice, sono molto felice. Beatrice Barazzutti, 20 anni a ottobre, udinese. È lei, Miss Friuli Venezia Giulia 2012. Fascia e coroncina la porteranno ora dritta dritta alla finalissima di Miss Italia del 10 settembre. Beatrice, studentessa universitaria, è determinata e carica dopo la vittoria. Ho fatto di tutto per riuscire a finire gli esami prima, per poter fare questa cosa, ce l'ho fatta e effettivamente allora le cose si fanno e c'è anche un dopo, si viene premiati per l'impegno. All'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, musica, balli e il contrappunto comico di Claudia Penoni. La cabarettista di Zelig, colto il clima della serata, ha giocato sugli equivoci scatenati dagli annunci sui giornali. Cedesi negozio di parrucchiera, completo di arredamento, con 2 brave estetiste con retro avviatissimo. Non c'era neanche una virgola, la vogliamo usare la punteggiatura perché... Miss osservate e selezionate dalla giuria presieduta dall'olimpionico Molmenti, campione di tutto e maestro di motivazioni. Rio è lontana, però pensando stagione per stagione ho dei bei progetti, insomma, canali da costruire, cambiare categoria, ci sono cose da poter fare, insomma. Non mi metto limiti. Le ragazze si sono divertite, in 10 hanno vinto fasce tematiche buone per le prefinali e chi l'esperienza l'ha già vissuta garantisce. Per le donne puntare sulla bellezza è sempre un investimento, con buona pace delle critiche alla società maschilista. È andata benissimo, in finale a Montecatini sono arrivata 12ª, un ottimo risultato per una friulana. Ho vinto anche una fascia nazionale, quindi ho potuto lavorare con lo mio sponsor, sicuramente un bilancio positivo. Effettivamente è un'opportunità che è un peccato non sfruttare per chi può.